Dai. Mamma mia. Ehi, brava. Pepe. Pepe. Vai, prova a salire. Su, Pepe. Su. Ecco, adesso si può salire. Ecco. Bravo. 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 È venerdì 22 marzo, c'è un bellissimo sole, lo vedete dalla luce, c'è un bellissimo sole, stupendo. L'avrete visto anche dalle clip di prima, certo, Pepe lì. Io ho il mio tè nella tazza a gatto, c'ho un po' di roba da piegare qui sopra e anche qua davanti perché ho le maglie mie che stamattina erano ancora un po' umide e quindi le ho lasciate lì. Dovrebbero essere asciutte adesso. Ho della biancheria da stendere, quindi devo andare anche di là a vedere quella roba lì. Sto finendo il tè di stamattina. Devo pensare cosa fare da pranzo per me. Franzi invece ha già tutto pronto. E oggi vorrei andare a camminare perché ieri il meteo mi ha fregata. Era grigio, c'era un tempo da pioggia, sì. Però sembrava tenesse, quindi ho detto, beh, sai cosa c'è? Vado a prepararmi. Aspettate, mi appoggio che sono un po' più comoda. Ho detto, vado a prepararmi, mi cambio e esco, vado a fare una passeggiata, come l'altro ieri, che avete visto il video. Sì. Mi cambio, vado di là, metto le scarpe, apro il portone, pioveva. Allora, già io sono pigra. No, poi aspettate, vi racconto anche il resto. Vabbè, nel frattempo è arrivato Franz, dico, vabbè, io vado a fare tapirulan, visto che fuori non è bel tempo, a me sotto la pioggia non piace andare, e quindi, cioè, non pioveva veramente, cioè, non pioveva forte, non mettere a fuoco Pepe, però piovigginava e a me non piace uscire quando è così, e quindi ho detto faccio tapirulan. Tempo un po' che sono sul tapirulan, non so, qualche minuto, 10 minuti, non mi ricordo, è uscito il sole. Allora, già io sono pigra di mio, in più il meteo ci mette del suo, cioè mi passa proprio la voglia. E oggi invece è bellissimo, si sta velando un po' il cielo, però è bellissimo e quindi vorrei andare a fare una passeggiata di nuovo fuori, perché è tutta un'altra cosa camminare di fuori. Tapirulan è molto noioso, però in alternativa si può usare, ma è noioso. Quindi ho deciso di andare fuori, ma prima devo fare tutte le cose di casa. Allora, vabbè, ho i pantaloni del pigiama. Vi faccio vedere la giacchina che ho preso da Shein. È proprio giusta perché io ho i fianchi larghi e quindi è proprio giusta. Vabbè, però se l'avessi presa più grande mi sarebbe stata troppo grande qua sopra perché già è bella larga. E niente, questa è la giacchina sportiva, molto semplice, colletto, vabbè, si chiude fino a qua su. Questo è il cappuccio che può rimanere così agganciato. Ecco, una parte si è già staccata, vedete, a questa fascia di plastica si sfila e si può anche togliere, altrimenti tac, si mette qua e via. Bello.
Bella questa giacchina. Ah, c'è una taschina anche qua. Oh, che bella taschina. Non è tanto ina. Qua anche ha due tasche, non sono tanto grandi. Devo guardare all'interno se c'è qualcosa. Allora, all'interno c'è una tasca, sì, qua, laterale, senza cerniera. E basta. È leggera, cioè, vedete, molto leggera. Questa per anche l'estate forse no, però per questo periodo con una maglia un po' più grossa sotto. Questa è resistente all'acqua, alla neve e al vento. Così scrivono. Non lo so, comunque è una cinesata, però questo scrivono. Ah sì. Il cappuccio è attaccato tramite questa cerniera e quindi, come dicevo, si può anche togliere. Bella. Questa maglia che io ho preso da usare un po' come giacca nel periodo primavera-estate, quando non userò più la giacca quella da lavoro, vorrei usare questa, solo che è trapuntata all'interno, quindi è abbastanza grossa. Secondo me è già adatta a questo periodo, ma forse la mattina farebbe troppo freddo con questa. Comunque l'ho presa leopardata. Avevate dubbi? Ha tasche interne? No, non ha tasche interne. Vi dico anche ah, non vi ho detto la taglia della giacca. Vabbè, questa è una taglia S, perché c'era scritto che vestiva molto abbondante, quindi ho preso una S. Io non sono proprio una S, però veste parecchio abbondante, quindi sì, ci sta. Oh, cioè, anche i pantaloni da usare un po' come, cioè, è fatta così, è fatta così lunga, non è, cioè, anche l'XS sarebbe stata forse così, un pelo più corta, ma non sarebbe stata tanto più corta, e da usare come giacca, appunto. Bella, con una sciarpina, che bellina, morbidissimo. Qua non sale sulla cerniera, però. Che problemi abbiamo? Ah, infatti i denti sono tutti a posto. Ah, che bellina. Anche perché se avessi preso una XS, le maniche sarebbero state troppo corte. Già guardate così, con una S. Ecco. Questi sono alcuni dei nuovi acquisti, quelli che sono arrivati oggi. Quelli di ieri li sto rilavando perché purtroppo puzzavano. Ecco. E quindi sto rilavando tutto. Ho messo dell'aceto, in teoria dovrebbe sparire l'odore, non lo so. Spero, davvero. Niente, queste qua adesso le butto a lavare. Faccio un'altra lavatrice oggi e butto tutto a lavare. Ho anche dei pantaloni, ma quelli li ho già in un altro colore, cioè io mi sono resa conto di aver comprato dei pantaloni uguali ad altri. È che guarda, riguarda, alla fine ho comprato gli stessi. Vabbè, voglio dirvi la taglia della giacca. Io di vita sono 63, 4, 5, non mi ricordo, 6, non mi ricordo, 60 qualcosa. Fianchi 106, infatti questa è proprio giusta, come avete visto. E è una taglia L. Questa è una non veste come una L, veste come una SM, secondo me. Quindi se vi interessa qualcosa, cioè io vi lascio, se vi interessa qualcosa ditemelo, scrivetemelo nei commenti, perché vi metto il link di Shein. Io non guadagno niente, non sono link affiliati, non faccio niente di quel genere. Lo sapete, YouTube non è il mio lavoro. Fintanto che non è il mio lavoro non ci guadagno niente neanche dai link, perché bisogna avere la partita IVA. Semplicemente per quello, e quindi niente. Se vi interessa qualcosa, insomma, scrivetemi che io vi lascio il link. Solo questo. Adesso quella è pronta, ma la verdura no. Perfetto. Quasi quasi mangio di fuori anche oggi. E intanto potrei piegare la roba che è lì, mi lavo le mani e poi piego la roba. Poi però ho comprato anche una cremina che ha delle recensioni molto buone. Questo è tutto l'elenco degli ingredienti. Allora, questa è per gli occhi, non so se fidarmi a usarla, ma le recensioni sono buone e quindi quasi quasi
la provo. Se mi dovesse dare dei problemi poi la eliminerò. Comunque è una crema alla caffeina, questi sono 15 grammi e è fatta apposta per il contorno occhi, zona occhiaie. Io ho tante occhiaie, lo sapete, si vedono molto bene e non uso il correttore, semplicemente perché primo soffro di dermatite e non posso avere qualcosa sempre attaccato alla faccia, tipo un correttore. Secondo, perché bisogna trovare il colore giusto. Terzo, perché si vede tantissimo quando ce l'ho su e io ho la pelle molto particolare, non riesco a mettere nessun tipo di trucco, neanche fondotinta né niente, e quindi evito di mettere tutto e mi tengo le occhiaie che però sono molto evidenti. Ho preso anche questa polverina per le unghie. Oh, è arrivato Franz nel frattempo, la polverina è questa. Beh, sono quelle che che si spalmano, no, che si spennellano sopra appena messo il gel. Eccolo. Eccole, sono libere. E niente. Voglio provarla, di questo colore qua deve essere bellissimo. Io ho sempre le unghie normali, quindi ci sta un po' di colore diverso. Ecco, a casa. Non ho ripreso niente perché è venuto anche Franza a fare la passeggiata. Allora, il telefono non l'ho proprio neanche minimamente guardato. Oh là, bene. Abbiamo fatto non so quanta strada perché non ho attivato il conteggio dei chilometri. Non ho... Di solito metto camminata, faccio partire e invece oggi mi sono completamente dimenticata, quindi non so quanto abbiamo fatto. Adesso guardo se la biancheria è asciutta e vado a bermi qualcosa. Allora, do un po' di pappa a Bue. Vado a prendere la bustina. Adesso a pranzo mangia il tonno. Queste qua io le compro sia su Zooplus che su Amazon, perché alla fine il costo è quello, è la scatola da... Quante buste sono? Costa sui 51-52 euro, insomma. Però per Bue mi va benissimo, perché comunque con quei soldi là ci vado avanti. Adesso non so quanto ci vado avanti, forse un mese. Dipende quanto mangia, dipende da quanta fame ha. Comunque vado avanti un po', insomma, c'ho una bella scorta. Oggi dolce vita giallina, giallina come i pallini della maglia. Ho detto, abbino, volevo metterla fucsia, poi no, la metto gialla come i pallini. Infatti ci sta bene, Pipo. Ciao Bibi! Neanche mi guarda, neanche mi guarda. Oggi c'è un po' di venticello, infatti ho un mal di testa da paura, come al solito. Ormai lo sapete, ho tanto mal di testa, ho tutta la biancheria stesa e quindi adesso cosa faccio? Sistemo la biancheria e ne ho anche qua da mettere via. Ci rovo ovunque. Mi sembra una campata in casa che non ha senso perché... Cioè, non ha senso. Comunque mi sembro veramente una di quelle... Oh, comunque sono un genio, eh. Ho comprato 2 pantaloni uguali. Precisi, ma so scema, perché ho visto ste inserzioni, ho detto guarda sti pantaloni che ho preso, questi qua che sono uguali a quelli rosa e a quelli salvia, diciamo come colore, ecco, che sto usando in questo periodo, e quindi li ho presi anche jeans, color jeans normali, e poi ho visto un'altra inserzione. Ho detto, ma sti pantaloni, questi mi potrebbero andare bene, il taglio è quello che mi piace, non mi sta benissimo, ma insomma dovrebbero essere comodi. Sono uguali, ma il venditore era diverso. Cioè, non è possibile. Vabbè, adesso sistemo casa perché oggi è il 23 marzo, abbiamo in programma di andare a fare la spesa.